caparbietà? Ma la squadra oggi ha fatto una partita straordinaria su quello che avevamo preparato, con dei ragazzi che hanno giocato mettendoci dentro talento e cuore, e questo è il Campodassego che io penso che farà valere in questo campionato se continuerà su questa stregua. Perciò io posso fare solo un grande applauso a una partita giocata in maniera straordinaria dai ragazzi, contro un Mantova organizzato, contro un Mantova che comunque ha dimostrato che non bisogna concedere nulla, perché alla prima situazione ci hanno castigato subito, però la reazione è stata immediata e poi sicuramente in un secondo tempo giocato all'insegna di voler assolutamente questa vittoria. Peccato che poi sia venuto fuori quel rigore, che però sono rigori che ci stanno, perché anche se la palla arriva lì a 1 metro, ormai adesso li danno questi rigori qua, però la squadra non ha mai mollato, ha creato ancora altre situazioni e alla fine credo che insomma sia stata una vittoria meritata sicuramente. In difesa vedo che lei ha voluto schierare anche il titolare, e nel primo tempo forse qualche rischio in più, soprattutto con Carrasco dalla parte opposta veniva, insomma, nonostante ci sia stata un'ottima prova per esempio di Endoi, di Leonarduzzi. Ma Carrasco ha nelle sue corde un talento e una rapidità di esecuzione che credo che sia difficile anche per giocatori più importanti di questa categoria. Secondo me noi l'abbiamo chiuso abbastanza bene. È chiaro che in alcune iniziative riesce sempre a mettere quel talento che potrebbe disturbare qualsiasi squadra, però insomma l'abbiamo limitato abbastanza. Credo insomma che la fase difensiva sia stata abbastanza corretta. È chiaro che qualcosa si concede se vogliamo anche giocare all'attacco, creare delle situazioni, però c'è stato grande equilibrio e quindi questo è quello che mi soddisfa particolarmente. Questo Mantova come l'ha visto? Ma come dicevo prima, abbiamo trovato un Mantova che sapevamo, organizzato, che gioca sicuramente attendendo l'avversario in una certa maniera per poi colpirlo. In alcune situazioni ci sono riusciti. Oggi avevano in campo anche Carrasco, che appunto riesce a cambiare l'inerzia della situazione difensiva del Mantova. Io credo che per il Mantova oggi purtroppo è che ha trovato un grande Campodarsego.